Questa è una conferenza di lavorazione, è una grande conferenza dei popoli del Mediterraneo, quindi sardi, corsi, meridionalisti e catalani, popoli cioè con cui dividiamo la cultura, con cui dividiamo anche le tradizioni, il clima, la religione e stiamo in Europa con loro, un'Europa che purtroppo è sganciata verso l'Europa del Nord, perché l'Europa del Sud purtroppo ha poca voce in capitolo in Europa. Per cui speriamo che sia l'inizio di far sentire la nostra voce in Europa. La Catalogna, o Catalogna in siciliano, è oggi una delle regioni più avanzate in Europa, con punte di eccellenza nel turismo e nel sistema bancario. La Sicilia purtroppo da 150 anni è oscurata, c'è l'oscurantismo da 150 anni. Però noi speriamo che possa tornare agli antichi fasti. La scelta è semplice, prima di tutto sconfiggere la mafia e non è togliendo le intercettazioni che si possa sconfiggere. La seconda è con il sistema fiscale, una fiscalità di vantaggio, addirittura una zona franca potrebbe darci molto. La terza è infrastrutturale, bisogno di infrastrutture, soprattutto porti, perché la Sicilia al centro, come dice il dottore Scianò, la Sicilia al centro Mediterraneo e i collegamenti lo possiamo fare attraverso il mare, la nostra fonte primaria di vita. E poi la questione morale, perché effettivamente in Sicilia c'è bisogno di una questione morale, per cui bisogna tornare all'onestà chi ci ha preceduto, dei nostri antenati, perché erano tutti personalesi e oggi purtroppo questo concetto si va perdendo. E poi quindi abbiamo parlato dei contratti navali, e poi per me è molto importante l'ecologia. In questo momento, specialmente in cui si parla di nucleare, in cui si parla di cose che vanno contro la tradizione siciliana, perché il nucleare a noi non ci interessa in quanto l'energia non l'abbiamo pulita, non vedo perché dobbiamo correre dei rischi, tra l'altro con un nucleare obsoleto, che è quello che ci propongono. Quindi per ora sia il ponte sia il nucleare lasciamolo a chi li propone, cioè ai nostri amici padani. Io faccio una relazione molto sintetica perché gli argomenti sono tanti, quindi vi ringrazio tutti e cedo la parola al dottore Scianò. Grazie, io vorrei dire questo, prima di svolgere il mio breve intervento, vorrei ringraziare tutti i presenti. Ci sono persone che vengono da tutta la Sicilia, che rappresentano qualche cosa, ma un particolare ringraziamento ai messinesi che sono qua presenti, che lottano, che sono veramente la pattuglia avanzata della Sicilia, diciamo contro il ponte, contro la bomba atomica, diciamo, e anche c'è una manovra per distruggere Messina, e quindi noi a questa nobile città dobbiamo, diciamo, esprimere la solidarietà, e la esprimiamo attraverso questi giovani rappresentanti che sono qui, e peraltro l'amico Castriciano farà da interprete, mentre Rino Baeli, come sempre, è il maestro della comunicazione, insomma. Però ecco, dicevo, fatto questo saluto, fatto questo ringraziamento, e un ringraziamento agli altri relatori che sono qui, una pattuglia di giovani rampanti che bisogna fermarli perché hanno l'intenzione di conquistare il mondo. Ecco, vorrei ringraziare intanto, diciamo, gli amici catalani, rinnovo il ringraziamento, ma con loro resteremo qui sulla breccia. Ma diciamo, devo dire che manca il professore Patricolo che dovrebbe venire, il professore Virto che sta tenendo una conferenza a Cefalù, ha mandato una dispensa che ora vi daremo, insomma, sulla storia del periodo cosiddetto catalano, siculo-catalano. Però il ringraziamento va a Irene Mistretta, che ora parlerà, diciamo, che è dottoressa in scienza economica, ad Agostina Porcaro, esperta in ingegneria ambientale, a Fulvio Alagna, grande giurista nonostante la giovane età, Dele Arrini, che è architetto e parlerà proprio delle presenze architettoniche catalane a Palermo. Dovrebbe venire anche lo scrittore Ignazio Coppola. Io però do la parola a Bartolo San Martino, poi la riprendo, perché Bartolo San Martino è venuto qui nonostante abbia un congresso nel quale è relatore. Noi quindi lo ringraziamo doppiamente
e gli cediamo la parola così, nei limiti del possibile, abbiamo questo piacere. Beh, io vi ringrazio e mi unisco al dottore Chanot e a Giancarlo Alagna per il benvenuto dato ai rappresentanti della Catalogna come diciamo noi. Corre l'obbligo di partecipare con un saluto, con un segno d'attenzione anche a questi lavori dell'inaugurazione dell'associazione culturale che andate a fondare, perché da sempre seguo Pippo Chanot, seguo da sempre le iniziative volte a promuovere una cultura della consapevolezza della nostra identità culturale e anche della necessità di conquistare un'indipendenza sotto questo profilo in Sicilia che sia strumento per riconquistare dignità politica, dignità geoeconomica, dignità nel senso più generale del termine. Io vengo in questi giorni dall'aver ospitato, e continuerò a farlo fino a lunedì, una delegazione del governo della Tunisia. Avete letto sui giornali, su tutte le televisioni, ieri anche sulla RAI per di seguito, come il Ministro della Funzione Pubblica sia ospite dell'Accademia Nazionale della Politica, che è un istituto che io presiedo. Il Ministro della Tunisia più volte, in più occasioni pubbliche, Pippo, ha sottolineato come sia inspiegabile il fatto che la Sicilia, che è per loro così vicina, i siciliani che per loro sono molto più simili al loro popolo rispetto a popoli di altri paesi arabi, nonostante ci sia una storia comune, dei comportamenti sociali condivisi,